Buondì, siamo qua per l'Istituto Ladin della Dolomites e al programma Intra la nostra dente. Siamo su un soldo out col capo comune Molin Pradel per discorrere del turismo e dei problemi che possono essere legati al turismo. Allora volevo domandare che questi problemi e anzi cercare di capire come che funziona il turismo qua su. Sì, intanto buondì a tutti quanti. Noi siamo un comune a prevalenza turistica, noi abbiamo impianti di risalita a Pecol e abbiamo anche diversi alberghi con posti letto. Quindi diciamo che il nostro turismo si divide in le due stagioni, la più importante è quella invernale dove che viene diversa gente a sciare e dopo la parte estiva che in te ultimi anni è sempre stata più corta, quindi il mese di agosto e di lui. I problemi che riguardano il turismo bisogna dire che insomma è tanti e è anche complicati e difficili da governare. Adesso noi siamo andare come in tutte quante le zone a risentire che è stata la crisi mondiale, però credo che ne tocca cercare tutte quante che le azioni che ne permettono di superare questa crisi, che ovviamente non la dipende solo che da noi, manca noi onda a mettere il nostro per cercare di superare integrando i servizi e integrando l'offerta che noi abbiamo. E ne tocca fare tutti quanti insieme, quindi fra albergatori, amministrazione comunale e fra la società seggiovie. E quindi secondo me da fare un lavoro verso gli stranieri, verso le persone che vengono lì sta, perché che noi abbiamo tante camminate, abbiamo belle crore, abbiamo bellissimi trioi e quindi abbiamo tutte le potenzialità per cercare di attirare gente e la far venire qua. Dopo naturalmente ne toccherà anche il giusto impulso, ne tocca installare anche al discorso invernale, quindi integrando quella che è la nostra offerta sia per l'estate sia che per l'inverno. Ovviamente ne tocca cercare di sistemare anche al quotidiano e quindi cercare di risolvere i problemi che vengono avanti per lì. Però bisogna anche pensare insomma con lungimiranza e vedere come che hai detto prima integrare la nostra offerta, quindi con nuovi servizi, nuove infrastrutture che può insomma far invogliare la gente a venire qua. E naturalmente non secondario è la parte della promozione, che però non l'hai deputata solamente al comune, ma l'hai deputata anche al consorzio di promozione turistica, alle Proloco, insomma agli albergatori. E quindi è giusto cercare di fare insomma una roba tutti quanti insieme. Anche perché che è una nostra gran risorsa che la dei bei posti e gente che può venire a stare qua e a fare turismo qua, giusto? Beh, è una gran risorsa soprattutto perché adesso siamo diventati anche patrimonio dell'UNESCO, quindi bisogna dire che sto marchio è una roba importante, anche per tornare a una nostra certa identità che forse è un perto, e quindi è giusto puntare su queste robe qua. Noi l'ambiente l'abbiamo magnifico, forse che ne manca l'unità di intenti. Qual può essere il problema delle seconde case che è così importante per noi, manca in giro per tutta la nostra provincia? Come funziona? Beh, insomma, sviluppo che è stato delle seconde case, non solo che in tel comune del soldo out, tanti in tel comune del soldo out, ma anche in tutta quanta la provincia, sono un problema in tal senso che al fatto che sia tante seconde case non va bene naturalmente per il turismo. Adesso, senza fare recriminazioni, diciamo che noi non abbiamo tante sul nostro territorio e quindi questo problema esiste. Ormai diciamo come che dice il nostro vege le vacche le scampare, è inutile essere alla porta, però può essere anche diverse azioni, ripete come che dita prima, per cercare comunque di tirare la gente. La problematica la esiste anche per l'alberghiero e l'extraalberghiero. Noi adesso abbiamo cercato di frenare sta roba qua approvando una delibera che in tele zone del piano regolatore dove che si può costruire gli alberghi a un
fatti in modo che si potesse costruire solo che l'alberghiero pure e non l'extra alberghiero, e quindi a un cercare di frenare anche questo fenomeno che non era secondario, perché si cominciava a vedere proprio l'azione d'evento che costruiva l'extra alberghiero con l'idea di fare appartamenti, e quindi questo è un cercare del frenare assolutamente. Ormai naturalmente ripete che là che le sta fatto, ha un comunque da tenere alta la guardia e da cercare di preservare al territorio che ne resta, ecco. Ringraziamo allora al capo comune per aver discorso con noi e per ne dare a discorrere di questo problema e di queste tematiche così importanti per noi. Grazie a voi e si rivede. Siamo qua adesso con Roberto Rizzardini, che è il titolare dell'Hotel Bosco Verde e che lavora da Cotain Zain in l'alberghiero, e volevo sentire anche insieme da ieri come che le cambia in questi ultimi anni, se le cambia al turismo dal punto di vista di un che lavora col turismo. Le cambia nel senso che la gente la è attualmente meno interessata a periodi lunghi, come che l'era una volta, specialmente di sta, minimo i fa 15-20 di, al di cui invece si fa di sta 3-4 di una settimana, c'è chi che fa 10 di, le già chi che fa poco, insomma. A onde tutto e non a onnia, perché che manca che le infrastrutture che ne porterà a avere un turismo un fiatin più imponente, più sentì, cioè solo che delle montagne le belle da guardare, ma là dentro le guardate 10 sotto e dice adesso è ora di guardare qualche altro. Come seconde case c'è il problema grosso nostro quale anche al fatto di avere un sistema bisogna che italiano che ne mette in condizioni di non poter gestire le nostre vai, le nostre risorse in maniera equa da poter che permette anche a un del posto di andare in avanti. Conseguentemente chi che arriva da fuori fa condomini, fa la speculazione e logicamente che va a risentire le che qua e che lavora e che usa e può lavorare, perché non avendo gli aiuti finanziari che ha le vai limitrofe, perché purtroppo noi siamo in una provincia di zona incuneata tra due regioni autonome che le ne soppolisce. Non si può, come la provincia di Trento, anche l'anno passato, anche quest'anno, la provincia che dà la metà all'albergatore dell'importo che il cliente paga, e logicamente se si catta che un che viene qua paga 50, dall'altra banda paga 50 e stesso, però 25 che vendai, allora l'albergatore può fare anche un importo in manco per quanto riguarda il reparto turistico alberghiero. Per quanto riguarda le case, sono diventate un dormitorio la Val de Zoldo per tutte le province d'intorno e le province anche un po' più da lontano, insomma, ecco, cioè se va fino a Bologna, a Milano, che si compra la seconda casa e logicamente con i vensù è comodo al supermercato fuori da porta di casa, si carica la macchina e viene su. E dopo noi si catton chi lascia qua tutto il resto della roba e ne occorre le infrastrutture per un servizio a numero di persone ben più numeroso di sonde che l'è al numero delle persone che risiede qua così, non avendo residenti si è seccata malamente, perché che scoazze AIVA e tutto quanto bisogna fare in proporzione alla quantità di persone che vengono su, però che le vengono 2 giorni alla settimana, fine settimana, sotto le feste di Natale, sì e no da Pasqua e poi basta. Allora, se salutone e vi ringrazio sperando che la situazione la pure essere di meglio e così che si pure anche dà più valore alla nostra Val e a quel che è un qua. Grazie. Un augurio anche mio, spero che sia vero in FIA e che le promesse che fa i politici non siano solo che vanno promesse. Ecco. Grazie. Prego. E sani. Grazie. Prego.